Tutto pronto per la quarta corsa, 3 anni che non abbiano vinto 2000 euro in carriera, prova decisamente affollata, sono in 13 dietro le ali della macchina, una corsa in cui Istanbul Wise AS è nettamente il favorito della corsa. Autostart che si inizia a muovere, l'1 Irwin Di No, Maurizio Cheli, 2 Incanto di Grillo, Salvatore Valentino, 3 Easter Black, Karim Berry, 4 Insider di Poggio, Edoardo Baldi, 5 Istanbul Wise AS, Roberto Vecchione, 6 Igor Kikol, Gennaro Pacileo, in seconda fila 7 X Italia, Lorenzo Baldi, 8 il Tango Bright, Andrea Vitagliano, 9 Into the Wild, Francesco Virzì, 10 Juno Lux, Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 11 Istante Vis, Antonio Di Nardo, 12 Itaca DB, Nicola Salacone, in terza fila 13 Iggy Pop Treb, Manuel Pistone. Con cautela Itaca DB dal 12, partiti con l'errore di Juno Lux, una delle più attese, sbaglia numero 2 Incanto di Grillo squalificato, numero 3 Easter Black squalificato, Insider di Poggio con al suo esterno Istanbul Wise AS, poi a contatto Irwin Di No, quindi Into the Wild ancora Istante Vis, quindi la mossa da parte di X Italia che prova ad avanzare all'esterno. Sulla retta opposta alle tribune Istanbul Wise S ha preso la testa e ora prova a rallentare, mentre galoppa anche X Italia. 30 e mezzo numero per i primi 400 7 X metri Italia di corsa squalificato, da parte di Istanbul Wise AS che continua al comando, alle sue spalle sempre Insider di Poggio, in terza posizione Irwin Di No, poi Into the Wild, all'esterno prova ad avanzare Igor Kikol trascinandosi Istante Vis e quindi ancora il Tango Bright. Sotto alle tribune, frazione decisamente ripetiamo numero 3 Easter Black squalificato, Istanbul Wise AS, che completa in 32,8 addirittura la seconda frazione. Sulla curva di destra Istanbul Wise AS continua in vantaggio nei confronti di Insider di Poggio e Igor Kikol al largo, poi Istante Vis, quindi Irwin Di No il primo chilometro in 1:19,3. Da parte di Istanbul Wise AS che continua in vantaggio, alle sue spalle sempre Insider di Poggio, richiesto di fuori Igor Kikol. Dal fondo prova a venire via Iggy Pop Treb all'imbocco dell'ultima curva, 15 la retta di là, 34,2 in 1.200, con sempre in vantaggio Istanbul Wise AS nei confronti di Insider di Poggio, la mossa in terza ruota da parte di Istante Vis che anticipa Iggy Pop Treb, la retta d'arrivo per Istanbul Wise AS che è in chiaro vantaggio su Insider di Poggio, viene dalla corda Irwin Di No, poi al largo Istante Vis, Istanbul Wise AS viene a vincere nettamente al secondo posto, probabilmente Irwin Di No riesce a piegare Insider di Poggio, 1:17,9, 34 per gli ultimi 400 metri di corsa, vince Istanbul Wise AS in comodo percorso di testa, Roberto Vecchione che guida per Paolo Romanelli che è l'allenatore, i colori della signora Karin Walter Mommert per il figlio di Trolley e Clima Wise AS che si impone in semplicità. Al secondo posto l'1 di Irwin Di No riesce a regolare il 4 di Insider di Poggio.